Guarda, sinceramente se la partita finiva 4-5-1 per noi, cioè, non potevo non dire niente. Comunque cioè, la partita l'abbiamo fatta, siamo stati bravi anche quando abbiamo preso il gol, a continuare a giocare e a tenere l'organizzazione, che per noi era importante essere organizzati, e penso che è stata una prova importantissima per noi. Cosa è successo in occasione del gol? Perché è stata forse l'unica dell'attenzione di una gara alla fine ottima e C'è difesa. stato, io mi ricordo, ha dato la palla di testa, c'è stato verso il colpo di testa, e Canu No, l'ha colpito dalla traversa. Canu l'ha toccata prima, penso, ha preso la traversa, poi è venuta dall'altra parte, io ho provato, cioè ero di Siete spalle. rimasti un po' spiazzati forse dalla traversa. Cioè, comunque il giocatore del Frosinone è stato avvantaggiato su di me, penso, perché lui correva in avanti e io correvo dietro, quindi cioè, non ho avuto tanta spinta di testa, ma cioè, c'è stata solo questa cosa qua, che durante la partita che siamo andati un attimo in difficoltà, ma poi per tutto il resto penso che l'abbiamo tenuto bene. E dal canto è ancora imbattuto, insomma, vi ha dato la scossa che serve. Importante, è stato importantissimo, importante per noi essere imbattuti, e più che essere imbattuti è fare punti, che ancora non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo principale. E adesso c'è il derby contro il Vicenza, insomma, forse per chiudere la pratica salvezza e anche agganciare il Vicenza che ha 3 punti sopra di voi. Magari sarà una bella partita, noi l'affronteremo con questo spirito qua, di fare i punti per raggiungere il prima possibile la salvezza, che per noi è importantissimo. E poi insomma finalmente magari a Padova si può avere un finale di sereno tranquillo con tutti gli scenari aperti, visto Poi che vediamo negli cosa... ultimi anni sono... Sì, è vero, cioè, ma comunque la tranquillità penso che non ci sarà mai, che poi raggiunto una cosa poi c'è sempre un'altra da agganciare. Però magari senza l'assillo, insomma, che di raggiungere. Sì, quello sicuramente sarà una cosa importante, ma Prima prima scombra, che credo sia anche un fattore anche in più. essere un po' spensierato penso che sia meglio che giocare con la pressione addosso, quello sicuramente. Staremo a vedere. Speriamo, vedremo. Grazie.